Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. E buongiorno Taranto, io sono Valentina Castellaneta al microfono, dall'altra parte del vetro c'è Gis Nicoletti. Oggi è venerdì 14 di agosto, venendo non c'era nessuno per strada, mi sono sentita come Will Smith, io sono leggenda, da sola. Se anche voi come noi, come me, Gis, lavorate del 14 di agosto, come diceva Will Smith, io sono leggenda, noi vi offriamo casa, siete casa con noi, non vi offriamo cibo perché non ne abbiamo, non vi offriamo neanche protezione, non saremo in grado, ma vi offriamo sicuramente notizie, un po' di tranquillità e vi offriamo anche buona musica. E allora, quali sono i temi di oggi? Oggi ci sarà per prima cosa l'eco dei social, perché è venerdì e quindi c'è il nostro Claudio Petrone. Poi parleremo della viabilità durante i Giochi del Mediterraneo, perché ieri è stato presentato questo megapiano, una nuova ordinanza che dà una mano, insomma, ai tarantini, cerca di essere più libera in alcune zone della città, e invece dall'altra parte dà anche una mano per capire dove parcheggiare. Quindi vi diremo subito dove parcheggiare durante i Giochi del Mediterraneo, sia per i residenti che per i visitatori, per le gare e tutto il resto. State con noi e lo scoprirete. Poi parleremo del rafforzamento dei controlli nelle comunità educative con l'assessore ai servizi sociali del comune di Taranto, Sabrina Lincesso, dopo il caso di cronaca che purtroppo è stato sulle prime pagine di tutti i giornali in questi giorni. Poi parleremo di Vicoli Corti, che parte il 18 di agosto, e avremo con noi Fabio Di Bari, che è il selezionatore del concorso cortometraggi, e ci racconterà come sono stati scelti i cortometraggi in gara, perché soprattutto capiremo bene, parleremo di questo omaggio a Bertolucci. Ma iniziamo con la nostra rassegna stampa. La rassegna stampa di oggi ci porta necessariamente a Trani, dove c'è stato questo caso di cronaca che insomma ha scioccato un po' tutti. Grigliata in pileta, una lite, le coltellate, Trani shock per l'uccisione di un 18enne, si chiamava Cosimo Quagliarella, 18 anni, di Andria, chiedo scusa, è successo ad Andria, non a Trani, a Trani. È stato ucciso dopo una lite a Trani nella notte tra mercoledì e giovedì. Il suo presunto assassino, un 17enne di Trani, ha confessato il delitto ai carabinieri. Ha spiegato di essersi difeso da una spedizione punitiva. Non volevo ucciderlo, ha detto il minore, accusato di omicidio volontario. Sulla tragedia infuria la polemica politica. I sindaci e il PD attaccano il governo, la sicurezza spetta allo Stato, solo annunci sulle risorse ai comuni. Il ministro Valditara, da loro solo una disinformata propaganda politica. Trani è anche sulla Gazzetta del Mezzogiorno, gioventù bruciata, Trani accoltellato a morte, si consegna il killer 17enne. E poi ancora è successo un altro caso di cronaca a Tabiano, siamo in Salento, fuori discoteca in coma etilico, salva un sedicenne, chiedo scusa, è 14 agosto anche per il mio cervello. E invece l'edicola del Sud anche apre con la questione di Trani, la grigliata, la lite e le coltellate. Omicidio a Trani, confessa il 17enne. E poi ancora sul Corriere del Mezzogiorno, a Ferragosto le imprese sorridono, arriva il pienone dei turisti, compenserà un luglio sottotono, l'esultanza dei sindaci. Il Ferragosto in Puglia porta grandi numeri di accoglienza, le principali località turistiche fanno segnare quasi il tutto esaurito, flussi in crescita del 6-7%, importanti per bilanciare luglio poco dinamico. Soddisfatti gli operatori che chiedono dalla regione programmazione. Sindaci riferiscono di città piene. E poi ancora il nuovo servizio che partirà da ottobre, numero di assistenza al medico di base e per i disturbi più leggeri. Da ottobre il numero
116 117 aiuterà i cittadini pugliesi con lievi problemi di salute e li indirizzerà verso soluzioni alternative al pronto soccorso ospedaliero. In un primo tempo saranno indirizzati verso medici di famiglia e saranno 3 centrali, Bari, Foggia e Lecce, con 55 operatori. Speriamo che arrivi presto anche da noi. E poi ancora si parla di grottaglie e dei giochi del Mediterraneo. Sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno il Pumo, simbolo della Puglia, diventa maxi gelato per i giochi del Mediterraneo. Il maestro gelatiere è Enzo Iannaccone, che ha trasformato il Pumo grottagliese in un gelato 3D, una creazione che guarda i giochi del Mediterraneo di Taranto. Il primo gusto sarà alla mandorla di Turitto con olio extravergine e cioccolato fondente. Interessante, anche se il gelato all'olio extravergine non me lo so immaginare, soprattutto mischiato con la mandorla e il cioccolato. Andiamo sempre sulla Gazzetta del Mezzogiorno, dove invece si parla di sanità. La fase 2 di Ferragosto stoppata dall'ira dei medici, blitz dell'assessore nei CUP. Fratelli d'Italia nella spending review di De Caro, addio alle RSA. E si parla anche di musica, di cultura, perché c'è il ritorno di Vasco Rossi a Castellaneta. Il comandante prepara il tour tra il bagno e gli autografi. E poi la delusione per il Giova Summer Party, saltato a Barletta, concerto saltato per l'amianto. Lorenzo, mi dispiace davvero, ha fatto un video social Giovanotti. E noi adesso ci fermiamo. Quando torniamo arriva Claudio Petrone con l'eco dei social. L'estate sta finendo, la diceva sempre mia nonna dopo che è passato Ferragosto, e a me veniva l'ansia perché si tornava a scuola. Per me quest'estate sembra non essere tornata, perché non sono andata proprio in vacanza, mentre chi è in vacanza fuori dall'Italia per i fatti suoi è il nostro Claudio Petrone. Ciao Claudio. Buongiorno a tutti, hai ragione, sono in montagna. Sei in montagna, dove sei? A Montemesola. A Montemesola, proprio. Si vede, senti, per chi ci vede... C'è proprio un paesaggio tipico della nostra Puglia, sì. C'è un playground. Sì, Vale, sono in vacanza con i bambini da qualche giorno e ho praticamente vissuto in un playground. I playground sono, come sappiamo tutti, gli spazi dove ci sono i giochi, le arrampicate, gli scivoli, e ho fatto una full immersion di giochi e ho sofferto tanto, ma questo sarà argomento delle prossime settimane quando entrerò a gamba tesa sull'assenza nella nostra città di parchi, di spazi dove poter far giocare i piccolini, dove... Sì, ma che poi anche dove far partecipare le famiglie, perché alla fine sono anche luoghi di inclusione. Ma parliamo di giochi del Mediterraneo, se sei d'accordo. Infatti ti volevo dire, per chi ci sta ascoltando in radio, non lo potete vedere, ma la nostra immensa invidia è per il fatto che Claudio Petrone indossa una felpa, quindi vuol dire che dov'è fa anche freddo, però è una felpa dei giochi del Mediterraneo. Allora, di che cosa per la felicità di mia moglie, perché non l'ho tolta mai questa felpa, perché faceva freschetto e sembravo il testimonial dei giochi del Mediterraneo, ma io sono orgoglioso di aver portato questa felpa e di aver portato il logo in giro dei giochi, perché io sono uno di quelli che non critica, magari ironizza, ma non critica su quello che sta per avvenire, perché è, come dicono in molti, un evento straordinario ed una possibilità grandiosa per la città, e quindi lasciamo da parte le solite polemiche, la solita critica, e liberiamoci. Il 21 c'è l'inaugurazione dei giochi, liberiamoci alla possibilità di partecipare il quanto più possibile. Cioè, si dice, no, ci sono le gare il pomeriggio, bisognerebbe andare, ma come si fa, come possiamo fare, ci sarà la città bloccata. La città è morta da anni, perché non c'è turismo, non c'è economia, non c'è movimento. Se si blocca per dare spazio per una ventina di giorni, ben venga. Certo. Ci saranno
persone anche, non immaginiamoci che vengano da tutto il mondo, ma verranno da tanti altri paesi e ci saranno probabilmente anche dei turisti italiani o anche della Puglia che verranno a Taranto e potranno usufruire dei servizi anche forniti. Da quello che si legge, noi ci auguriamo che ciò avvenga. Ci saranno sicuramente delle piccole problematiche come in tutte le vicende quando ci sono degli eventi grossi come questi, però leggevamo, Vale, che ci sarà il park and ride. Sì. Vero? Ci saranno diversi park and ride per aiutare sia i residenti. Ci saranno diversi park and ride. Ci saranno degli stalli in centro, poi ne parleremo dopo, dove potranno parcheggiare i residenti del borgo, e poi ci sono i park and ride 5 per 5 zone, diciamo 5 aree diverse per i visitatori e chi andrà a vedere le gare dei Giochi del Mediterraneo, tantissimi. E ci saranno delle navette, Claudio, che collegheranno 4 linee in più rispetto a quelle che già esistono, quindi quelle di Piazzale Democrate e Cimino. Se ne aggiungono altre 4 e insomma queste navette porteranno i visitatori un po' in giro per tutti gli stadi. Speriamo che non succeda quello che è successo al Medimax. Quindi anche magari chi quindi funzioneranno. L'importante è che non funzionino la notte, cioè nel senso che il Medimax non hanno funzionato la notte e quindi queste dovrebbero funzionare di giorno. Dovrebbero funzionare fino a lunedì notte quelle che portano al Fan Village. Perfetto, quindi siccome ci sono quelli che tu parlavi dell'estate, che per te deve ancora incominciare, no? Quando inizia l'estate uno si trasferisce. Vi siete trasferiti? Si dice questo verbo, questa domanda. Vi siete trasferiti alla villa? Quindi chi starà alla villa può venire serenamente a Taranto, chi sta in villeggiatura a Leporano, a Pulsano, a Castellaneta, a Marina, su quell'altro versante orientale e occidentale, lasciare la macchina, lasciare l'automobile, magari speriamo con i bambini per far vivere anche questa esperienza di sport ai più piccoli, lasciare la macchina e poi con queste navette recarsi e raggiungere i luoghi dove ci saranno gli eventi. È corretto, Vale? Esattamente, tutto il circuito degli stadi. Io comunque Ma tu che intenzioni hai per questi Giochi del Mediterraneo? Io comunque ieri la domanda l'ho fatta a Giorgia Gira, la presidente di Clima Mobilità, e lei mi ha detto che è tutto sicuro. Ci sono ho visto un CDA particolarmente abbronzato in un'immagine della conferenza stampa del Comune di Taranto, è vero? Io li ho visti un po' provati, se devo dire la verità, quindi secondo me di lavorare hanno lavorato, Al sole, però hanno lavorato al sole. Va bene, Claudio. L'importante quindi ti ha rassicurato, quindi funzioneranno il Io i biglietti per le partite di calcio li ho presi, però conto sui 1000 posti auto allo Iacovone. Abbiamo qualche scoop su qualche special guest per le cerimonie? A parte nuovi a livello artistico sappiamo però che ci saranno Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica, Giorgia Meloni, diversi ministri, non è stato specificato bene quali, e poi ci saranno tutti i capi di Stato dei 26 paesi che verranno ai Giochi del Mediterraneo. Beh, immagino tutti molto in giacca e cravatta, tutti incravattati, diciamo, tutti eleganti. Spero per loro che non faccia troppo caldo. Bene. Claudio, io ti devo salutare perché il nostro tempo è finito. No, già, e io però sarò presente ai Giochi del Mediterraneo con la felpa, scumerò dal caldo perché pare che a Taranto faccia molto caldo. Va bene? Un bacio a tutti e ci vediamo venerdì prossimo, il giorno che è il 21, quando iniziano i Giochi del Mediterraneo. Esattamente, non vedo l'ora. Ciao Claudio. Ciao a tutti. Prenditi un po' di fresco anche per noi. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo della viabilità legata ai giochi, dove parcheggiare, cosa fare, insomma vi dico tutto io, state tranquilli. Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Bentornati su Radio Cittadella, se ci guardate in radio 96.5 FM, bentornati a chi ci guarda in TV sul canale 94, sono le 8.35, vi siete svegliati voi che siete in ferie, state facendo colazione o è presto?
E buongiorno anche a chi ci ascolta in streaming. Vi ricordo che se volete inviarci un messaggio, commentare qualcosa o dirci qualcosa, potete inviarci un messaggio al 339 680 6868. Adesso parliamo di Taranto e dei Giochi del Mediterraneo. Manca esattamente una settimana, 7 giorni all'inizio di questa grande vetrina internazionale per la città, ma per far sì che tutto funzioni al meglio dobbiamo fare i conti con il piano viabilità straordinario. Facciamo subito chiarezza su regole, divieti e soprattutto sulle soluzioni pratiche per muoverci nei prossimi 15 giorni. È stata pubblicata l'ordinanza numero 503. Segnatevi questa data: dal 20 agosto al 3 settembre, anzi dal 19 agosto, già perché ci saranno le prove generali, scatta il divieto di sosta H24 con rimozione coatta su entrambi i lati in diverse zone della città. Le aree più interessate sono il Borgo, la Città Vecchia e il quartiere Salinella. Parliamo di aree principali come l'intero lungomare Vittorio Emanuele III, Corso Umberto, Viale Virgilio, Via Garibaldi e Piazza Fontana. Attenzione alle auto, la rimozione sarà attiva 24 ore su 24 e tuttavia dal comune confermano che nei giorni in cui non sono previste gare su strada un'ordinanza integrativa permetterà di riaprire gradualmente alcune vie al traffico e alla sosta. Ma dove parcheggiamo, mi direte voi? Non andate in panico. Scatta un maxi piano di park and ride con oltre 3.400 posti auto a disposizione della città. Potremo lasciare l'auto nei maxi piazzali dell'ospedale San Cataldo, quindi dietro l'Auchan, l'ospedale in costruzione, piazzale Democrate, lo stadio Iacovone, dove è stato fatto un parcheggio da 1.000 posti auto, Porta Napoli, il Park Ride Cimino, Taranto 2 e poi c'è uno spazio vicino alla Bernardini. La sosta costa appena €1 a giorno e nel prezzo è già incluso il biglietto della navetta per il conducente e si aggiungono 30 centesimi per ogni passeggero, quindi potete portare i figli, costa soltanto 30 centesimi. E per chi abita al Borgo, i residenti potranno parcheggiare gratuitamente H24 nella caserma Mezzacapo, dove avranno la deroga ZDL per la sosta la notte e tutto il quartiere. La navetta Chima Mobilità saranno attive dalle 8 del mattino fino all'1 di notte, collegando i parcheggi con i luoghi di gara, il centro e il fan village di Piazza Garibaldi. Insomma, ce la possiamo fare, ragazzi, ce la possiamo fare. Noi ci fermiamo, quando torniamo iniziamo con i nostri approfondimenti un po' più importanti. Bentornati a tutti gli ascoltatori e bentornati a chi ci guarda in TV. Siamo di nuovo in diretta con una pagina dedicata alla cronaca e alla politica locale. Oggi torniamo a parlare di un tema estremamente delicato che ha scosso l'opinione pubblica, la vicenda della presunta violenza ai danni di una ragazza di 15 anni ospite in una comunità educativa della nostra città. Nelle ultime ore c'è stato anche un intervento del Partito Repubblicano Italiano, Marica Cosa, che ha acceso i riflettori sulla funzione di vigilanza delle strutture e sull'importanza dell'ascolto ai minori. Per fare il punto sulla situazione e capire come l'amministrazione si sta muovendo, abbiamo in collegamento telefonico l'assessore ai servizi sociali del Comune di Taranto, Sabrina Lincesso. Buongiorno assessora, benvenuta. Buongiorno a tutti. Assessora, partiamo dalla vicenda che ha riaperto questo dibattito. Il PRI ha espresso apprezzamento per la linea che lei ha annunciato, quindi più controlli nelle strutture, più spazi di ascolto protetto ai ragazzi. A che punto siamo con l'attuazione pratica di questo indirizzo politico? Allora, innanzitutto io voglio chiarire un punto importante, che i controlli non iniziano oggi, ma bensì a seguito di questa vicenda. Sono sempre stati controlli da parte del Comune, ASL e Procura. Mi sa che l'abbiamo persa l'assessora Lincesso. No, mi sa che l'abbiamo persa, l'assessora Lincesso non prende bene, ma cercheremo di recuperare questa faccenda il prima possibile, magari dopo Ferragosto. È così. Adesso noi magari ci cerchiamo di capire se riusciamo a recuperare l'assessora.
No, non ce la possiamo fare. Allora ci fermiamo e diamo la linea alla pubblicità. Quando torniamo poi parliamo di Vicoli Corti, perché il 18 agosto parte la 21esima edizione di Vicoli Corti, che porta a Massafra il cinema in periferia. Quest'anno c'è anche un cambio di location, si va nella piazza Madre Teresa di Calcutta, e insomma ne parleremo con chi ha scelto i corti che sono in concorso quest'anno, e poi cercheremo anche di parlare di questo omaggio a Bertolucci, ma tutto questo fra pochissimo. L'estate e la libertà. Gis, oggi dai Righiera, l'estate sta finendo, l'estate e la libertà, mettiti d'accordo, che cosa dobbiamo fare? E insomma, per il nostro Vamos alla Playa era Giovanotti che non fa il concerto a Barletta, questo è sicuro. E adesso noi ce ne andiamo a Massafra invece, perché dal 18 al 23 agosto il Parco Madre Teresa di Calcutta si trasforma nel cuore pulsante del cinema indipendente con la 21esima edizione di Vicoli Corti, cinema di periferia. Un'edizione ricchissima, la possiamo dire, 53 corti in concorso, anteprime nazionali e mondiali, tantissimi ospiti e dibattiti. Ma come si sceglie il cinema emergente da portare sullo schermo di periferia? Per capirlo abbiamo in collegamento Fabio Di Bari, che si è occupato proprio della selezione dei cortometraggi per il Serraglio. Buongiorno Fabio, benvenuto. Buongiorno, grazie. Buongiorno a te e agli ascoltatori. Allora, dicevamo che quest'anno il concorso conta ben 53 cortometraggi divisi in 6 sezioni. Quali sono le sezioni? Sì, quest'anno per la 21esima edizione tante novità, come dicevi, a cominciare dai luoghi, dalla casa Sì. di Vicoli Corti, che quest'anno sarà il Parco Madre Teresa di Calcutta, e il fiore all'occhiello, come sempre, della ricca programmazione sarà il concorso internazionale per cortometraggi, con una sezione competitiva che conta più di 50 film brevi divisi in diverse sezioni, che sono nello specifico drama fiction, animazione, documentario sperimentale, una sezione dedicata agli autori pugliesi, La Puglian Way, chiamata certo. Puglian Way, sì, a Puglian Way, e inoltre una sezione dedicata ai diritti umani, in collaborazione con un nostro ormai storico partner, Amnesty International Italia. È una collaborazione che va 50... avanti da un sacco di anni, questa, con Amnesty International. Sì. Sì, ci onoriamo ormai da diversi anni di questa partnership e anche della presenza ormai fissa da noi nei giorni del festival di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, che sarà presente anche quest'anno. Il premio che riguarda la sezione diritti umani viene conferito appunto da Amnesty. Come avete scelto questi cortometraggi? Come si sceglie? Ma immagino che ve ne arrivino centinaia ormai dopo 20 sì, davvero diverse. Ma ve li vedete tutti? Sì, davvero diverse centinaia. Sì, cerchiamo li guardiamo tutti, certo, sì, li guardiamo tutti. Abbiamo aperto la call su Film Freeway, che è la più importante piattaforma di candidature per i festival cinematografici di tutto il mondo. L'abbiamo aperta già alla fine di gennaio per tutte le sezioni, e da allora, da subito, ci sono arrivati davvero centinaia di cortometraggi da tutti i 5 continenti, con una grande varietà di stili, toni, voci, registri, generi. È stato un lavoro intenso, ma anche molto bello, anche doloroso, difficile, perché ovviamente qualcuno deve essere lasciato delle scelte. Infatti 50% praticamente. Qualcuno. Sì. Senti, ci sono molte parliamo di quasi 400, quasi 400 cortometraggi, per arrivare ai 50 circa che poi vanno in concorso, vanno in selezione. Senti Fabio, ci sono molte anteprime europee, persino 2 anteprime mondiali, ma c'è anche una fortissima presenza del cinema pugliese. Voi avete proprio una sezione a Puglian Way, dicevamo, ma la produzione cinematografica pugliese quindi non si è fermata, offre ancora, soprattutto quella indipendente.
Sì, 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 quest'anno abbiamo una sezione dedicata appunto alle autrici e agli autori pugliesi, con cortometraggi sia girati e ambientati nella nostra regione, ma anche al di fuori, comunque girati da autori nostri corregionali. E sì, c'è una grande vivacità creativa, artistica, soprattutto per quanto riguarda autori emergenti e cinema indipendente. Nel corso di queste 21 edizioni possiamo dire anche di aver, se non scoperto, quantomeno battezzato la carriera di tante autrici e tanti autori che hanno iniziato con la forma breve e che in seguito hanno costruito una interessante carriera, tornando da noi anche magari con i loro lavori successivi fino ad arrivare Se non ai erro, anche lungometraggi, ecco. Filippo Mezzapesa è uno di questo, giusto, di questi. Certo, Pippo Mezzapesa, ma Giacomo Abruzzese, Certo. Senti sono Fabio, tanti nomi. noi dobbiamo chiudere. Volevo ricordare che quest'anno la rassegna è fortemente contrassegnata dal ricordo dell'opera di Bernardo Bertolucci ai 50 anni di Novecento, insomma, e che è un ricordo bello e importante. Grazie per essere stato con noi. Dove possiamo trovare il programma completo? Seguiteci su tutti i social e sul sito ufficiale di Vicoli Corti per scoprire la programmazione completa, che è veramente ricca e inizia già dalle 19 per ogni giornata con talk, workshop, masterclass, presentazioni di libri, poi prosegue con le proiezioni, anche opere prime e seconde, appunto per scoprire il cinema italiano d'autore. E ricordiamo che emergente, l'ingresso è tanti libero, appuntamenti. oltretutto. Tutti gli eventi sono a ingresso libero, vi aspettiamo dal 18 al 23 agosto al Parco Maria Teresa di Calcutta di Massafra. Grazie a Fabio Di Bari dell'Associazione del Serraglio, Grazie a voi. e andate tutti a Vicoli Corti. E noi adesso ci salutiamo perché siamo arrivati alla fine non solo di questa puntata ma della settimana. Se avete segnalazioni, inviateci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it. Io vi saluto, buon Ferragosto, grazie Gis per essere stato con noi, ci vediamo lunedì, divertitevi e fate i bravi, mi raccomando, non esagerate, non fate niente che io non farei. Ciao. Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.